Convention di Forza Italia ieri al Cineastro ad Agrigento, nonostante il tempo pessimo, tanta l'affluenza di sostenitori e simpatizzanti del partito di Silvio Berlusconi, che ha come riferimento in provincia di Agrigento il parlamentare regionale onorevole Riccardo Gallo. Facciamo ripartire l'Italia e chissà anche magari a Agrigento l'impegno di Forza Italia. Sì, l'impegno di Forza Italia è totale. Abbiamo la candidata, la dottoressa Bartolozzi, Vincenzo Giambrone, che è veramente una persona navigata, esperiente, che sta dando tanto in questa campagna elettorale, e la presenza della dottoressa Bartolozzi, che ritengo con il nostro risultato che sarà veramente forte e bello per quello che mi riguarda, secondo me avrà un bel posto al governo perché è molto attenzionato dal presidente Berlusconi, quindi in provincia stiamo andando più che bene. Come vedete c'è un ritorno a voglia di fare politica e il ritorno a Forza Italia. All'iniziativa hanno partecipato anche i candidati alla proporzionale alla Camera, Giussi Bartolozzi, Andrea Mineo, Vanessa Sgarito, Marcello Fattori, il candidato all'uninominale al Senato, onorevole Vincenzo Giambrone, il candidato uninominale alla Camera, Lillo Pisano. Presente per l'occasione anche il vicepresidente della Regione, professor Gaetano Armao. La Sicilia è stata determinante nella scelta elettorale che ha fatto, facendo vincere il centrodestra, per consentire oggi un dibattito aperto e la possibilità concreta che il centrodestra vinca anche alle elezioni nazionali. Siamo all'ultimo miglio. Dobbiamo convincere i nostri amici che sono a casa, che non vogliono andare a votare, che è giusto dare un futuro ai nostri figli, dare una svolta a questo Paese, dare una spinta verso una prospettiva europea per la competizione mondiale, per rilanciare la nostra Sicilia. La Sicilia ha bisogno di avere un interlocutore nazionale forte, un governo amico. Noi siamo certi che con l'elezione del centrodestra, la vittoria del centrodestra alle elezioni nazionali, noi riusciremo a fare di meglio in Sicilia, di più in Sicilia. E questo è l'impegno e questo è l'auspicio, perché il 5 l'Italia si svegli con una prospettiva diversa. Una campagna elettorale, come dicevi tu, è entusiasmante. In giro per i 71 comuni del mio collegio è bellissimo, si raccoglie tanto entusiasmo, tanta voglia di cambiare, le cose da fare sono tante. Noi usciamo da un'amministrazione regionale che ci ha devastato, Crocetta e la sua squadra si è dimostrata assolutamente inefficiente, adesso è il tempo di mettere un punto e di cambiare, di fare una svolta importante per il futuro della nostra terra. Allora, facciamo ripartire l'Italia e sono convinto, ma non solo io ma tutti gli italiani, che l'unica forza politica, l'unica coalizione politica che ha le caratteristiche per farla ripartire è Forza Italia ed il centrodestra. Le difficoltà sono sotto gli occhi di tutti, noi vogliamo in termini molto forti che le imprese, tutti quelli che investono ripartano, che l'Europa sia meno invadente, che le famiglie possono stare più tranquilli, e quando Berlusconi dice che andrà a rivedere non solo le pensioni ma per i giovani, per i nuovi assunti, perché per 3 anni non pagheranno assolutamente contributi. Questo è un modo forte per dire noi siamo con chi sta peggio, noi siamo con le fasce più deboli, noi vogliamo che l'Italia ritorni ad avere quella centralità in Europa che ha sempre avuto e che col centro-sinistra ha perso. Abbiamo iniziato questa campagna elettorale portando su tutti i territori, portando e raccogliendo le proposte di tutti gli amministratori della provincia. Queste proposte verranno portate a Roma soprattutto per portare sviluppo su questo territorio che oggi è in grave sofferenza e è un foglio bianco, è tutto da ripartire, è tutto da costruire. Noi siamo pronti, noi come centrodestra siamo pronti per ricostruire questo territorio.